Con la mostra del cinema oramai alle porte, il sogno per tutte loro è quello di poter debuttare sul grande schermo e magari proprio sul red carpet veneziano. Sogni a parte, la realtà le vedrà sfilare tutte protagoniste per il grande evento, la finale regionale della 33esima edizione di Una ragazza per il cinema. Si terrà nelle prossime ore, sabato 21, a Marghera. Partner dell'evento il Comune di Venezia per la città in festa. Che si svolgerà sabato prossimo presso il locale Gusto Click. Un altro modo per stare insieme, e noi a questo proposito come amministrazione ringraziamo sempre i volontari di Catene 2000 e i negozianti commercianti che si sono dati da fare sponsorizzando i vestiti, i fiori, il trucco, le acconciature di queste ragazze che affrontano una sfida professionale. Ragazze bellissime con grandi talenti, protagoniste nella manifestazione definite un'opportunità per quante sognano non soltanto il cinema, ma anche il teatro e la TV. Faccio il mio in bocca al lupo alle ragazze che parteciperanno a questo evento per il loro futuro professionale nel mondo dello spettacolo. Buon divertimento a tutti! La finale nazionale è prevista per il prossimo 6 settembre in Sicilia, a Taormina, nello splendido scenario del Teatro Antico.